17 milioni di euro per riqualificare le periferie della città. Vicenza è l'unico comune del Veneto che è entrato nella classifica dei comuni italiani che beneficeranno del contributo del governo per le cinture urbane. 4 miliardi di euro, 24 luoghi prescelti in Italia secondo specifici requisiti. Il capoluogo berico è arrivato quarto, una soddisfazione senza precedenti, ha dichiarato il sindaco Achille Variati durante la cerimonia di firma del piano a Palazzo Chigi alla presenza del premier Paolo Gentiloni. Mobilità sostenibile, punti di aggregazione sono gli elementi del progetto presentato per il bando da Vicenza, che punta a diventare una città all'avanguardia. Un contributo aggiunto l'assessore alla sostenibilità Antonio Marco Dalla Pozza, che consente, grazie alla partecipazione dei privati, di investire complessivamente 48 milioni di euro. Sono 18 gli interventi del progetto, suddivisi in energie verdi, che comprendono parchi da riqualificare o realizzare, energie grigie, che prevedono aree dismesse da bonificare, e reti che prevedono itinerari ciclabili, trasporto pubblico, bike sharing, ma anche progetti sociali. Grazie al bando saranno riqualificati l'ex centrale del latte, l'ex Zambon, l'ex acciaierie Valbruna, parchi storici come Parco della Pace, Parco Querini e Campo Marzo. Tutte queste realtà avranno nuova vita. Complessivamente il piano concerne 2.437.000 metri quadrati di superficie verde, 92.000 metri quadrati di aree ex produttive, 6.683 metri quadrati di edifici rigenerati, 69 chilometri di piste ciclabili, 16.000 abitanti coinvolti nell'innovazione e 3.000 da nuovi servizi sociali. È una giornata importante per Vicenza, sottolineato il sindaco Variati, non ho memoria di altri progetti finanziati dal governo di tale entità per la nostra città. Si tratta di un progetto complesso che accresce la qualità urbana e che ci permetterà di realizzare ricuciture per i quartieri attraverso mobilità sostenibile. Va sottolineato che Vicenza si è classificata al quarto posto assoluto tra tutti i comuni italiani che hanno partecipato. Ora l'impegno, ha concluso il sindaco, è progettare bene con la collaborazione dei cittadini gli interventi per cui abbiamo ricevuto il finanziamento.